Quando si parla di pari opportunità si pensa solitamente alle donne e alle difficoltà che incontrano per affermarsi, soprattutto nel mondo del lavoro. Per questo sono state promulgate leggi che prevedano il cosiddetto equilibrio fra i generi all'interno dei vari organismi pubblici. Con la presenza di entrambi i sessi, negli ultimi anni si è assistito a una sorta di caccia alle donne per riuscire a osservare questo equilibrio. A Gorizia si è andati oltre e di donne, peraltro competenti, se ne sono state trovate e valorizzate addirittura troppe. È accaduto nella fase di rinnovo del collegio sindacale della SDAG, la società Stazioni Doganali Autoportuali Gorizia, che gestisce l'autoporto e di cui il comune è socio unico. In questo importante organismo i tre componenti effettivi sono tutte donne: Vilma Clemente, Rita Burelli e Roberta De Leonardis, mentre due uomini sono stati nominati come supplenti, Silvano Galeotto e Bruno Gomischek. L'anomalia non è sfuggita agli attenti controlli effettuati in materia dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha inviato alla SDAG e al Comune una diffida a proseguire con questo organigramma, imponendo di inserire un elemento dell'altro sesso nel collegio sindacale.